Finalmente è arrivato il momento della merenda. Mi mangerò un delizioso panino. Panino? Lo voglio io il panino. Ti mangio, ti mangio, ti mangio. Ridammi subito il mio panino! In realtà l'ho già finito. L'hai già finito? E io ti denuncio alla polizia! Tu che fai? Chiami la polizia! Ci pronto polizia, un mio amico mi ha rubato il panino! Ma non farmi ridere! Ragazzi, guardate cosa mi è appena arrivato! No, non questo, ma queste sono delle manette. No, non solo queste, anche l'altro, questo qui. Al di là che questo non c'entra niente, mi sono arrivato. Grazie, mi sono arrivate delle manette e un costume da poliziotto. State pensando anche voi quello che sto pensando io? Questa volta gliela farò pagare veramente cara al nostro amico Foxy. Ragazzi, è il momento, salite con me. Io sono il poliziotto Crazy e vi do il benvenuto. Mi fingo poliziotto e arresto il mio amico perché mi fa incavolare. Ok ragazzi, è il momento di vedere che cosa sta combinando il mio amico. Devo stare molto attento, non so dove si trova lui. Che buono il panino, però un po' di sete. L'ho sentito ragazzi, però così non sembra credibile. Cavolo, devo fare in modo che lui ci caschi, perché se entro così se ne accorge che non sono un vero poliziotto. Ci sono! Ragazzi, ci siamo! È il momento di suonare. Metto la mascherina e andiamo. Suono, zitti. Ho suonato. Shh. Ora lui mi vedrà da qui. Stanno suonando? Ma chi sarà mai? Oh cavolo! Ma c'è un poliziotto fuori casa mia! Salve, che cosa vuole? Pronto, qui parla la polizia. Sì, devo parlare con signor... Si dovrebbe chiamare Foxy! Foxy, sì. Foxy, no, non c'è Fox! Faccio parlare con Foxy! Oppure sfonderemo la casa, Cosa sfonderete la casa? Non c'è nessun Foxy! Col signor Foxy! Ehi, Ho una pistola e non è finta! Stai tranquillo, posi la pistola, sto uscendo! Non mi faccio incavolare! Allora, dov'è il signor Foxy? No, il signor Foxy! Salve, ciao! Cavolo, ho chiuso al poliziotto! Mi ha chiuso, non posso crederci! Ma ragazzi, Foxy non sa che c'ho la porta aperta di qui! Seguimi, Carlo, andiamo! Shh, mi metto la mascherina! Shh, dobbiamo stare molto attenti! Foxy è di là! Shh. Cavolo, ma che voleva la polizia? Allora, cosa è stato? Venga qui, dove sta stato? Venga qui, mi ha chiuso in faccia. Lei non chiude in faccia al tenente. Allora, mi ha chiamato il suo amico, sì, perché mi ha detto che praticamente ha rubato un panino, è vero? Allora, adesso le devo mettere... Oh cavolo! Si è chiuso fuori! Questa non ci voleva ragazzi! Si è chiuso fuori! Dobbiamo trovare un modo! È scappato, mannaggia a lui! Sono riuscito a scappare! Bene, adesso è arrivato il momento! Se lo prendo, lo faccio secco! Oh cavolo, la polizia mi sta cercando! Allora, dove sei, signor Foxy, Dove
Esci fuori. Ti aspettano delle manette, allora? Dove sei? Signor Foxy? Dove sei? Guardate dov'è. Oh cavolo, mi sta per trovare. Fuori. Se ti prendo, ti faccio vedere io. No, devo scappare. Dove sei? Qua dentro di sicuro non mi troverà. Lo vedo qui fuori che mi sta cercando. Ho paura. Seriamente ha chiamato la polizia, Crazy. È colpa sua se il poliziotto mi sta cercando. Ho un'idea. Creerò una trappola per il poliziotto. Ho preso un bastone in modo tale che quando il poliziotto arriverà qui potrà cadere. Mettiamo qui il bastone in modo tale che inciampi. In questo modo il poliziotto, anche se verrà, cadrà. Quindi la vincerò io. Ragazzi, lo sente qui dentro. Shh. Andiamo, Carl. Foxy, dove sei? Non ti vedo. Sono il tenente sergente commander Frankenstein. Oh cavolo, è qui. Foxy, dove sei? Vieni qui, non ho paura di te. Oh, eccoti là, Foxy. Sei pronto? Il tenente sergente Frankenstein sta venendo a prenderti. Vieni pure, tanto c'è una trappola proprio qui che ti farà cadere. Oh cavolo, gliel'ho detto. Ma stai scherzando? Ma me l'hai detto? Sì, scusa, non me ne sono accorto. Però puoi inciamparci comunque. Sì. Scappa! Io spero tu stia scherzando, signor Foxy. Adesso sei tutto mio. Bene. Allora, stia zitto, intanto mi dia le mani. Così ci assicuriamo che non scappa più. Bene. No, liberi. Adesso, dato che è legato, vieni in centrale con me, la porto in centrale. Andiamo, mi dia le mani. Bene, cammini. Fare giunto. Intanto mi spieghi cosa ha fatto al suo amico Ho Crazy. mangiato un panino. Bene, si ruba, signor Foxy. Dimmi, si ruba, non si ruba. Adesso per lei saranno gravi problemi. Si parla di una multa da almeno 10.000 euro. Quanto? Sì, vieni qua, benissimo. Bene, intanto entriamo qua, devo parlare con i suoi genitori. No, la prego. Devo parlare, mi dia solo un attimo. Ancora un secondino. Ok, perfetto. Fatto. Le devo dire inoltre un'altra cosa. Non si... Non puoi scappare, vieni, Foxy, non puoi scappare, ti ho legato, capisci? Ti ho legato, Foxy. E adesso, rimarrai così. Forse ti dirò un foglia. Ti dirò un foglia. Foxy, la prossima volta, prima di rubarmi un panino, pensaci 2 o 3 volte, capito? E ora starei qui per 24 ore. Ti saluto, amico mio. Anzi, vado di qua. Ciao. Ti dirò un foglia. Oh cavolo. Ehi, Foxy, ma come si sta lì, Liberami da qui. Mi sa che ancora non l'hai capito. Non puoi rompere le manette in ferro, capisci? Oppure no? Scusa, se ho mangiato il panino non lo mangio più. Liberami. Non lo fai più, caro Foxy. Ne sei sicuro, Dai, ti prego, non lo mangio più. Liberami. Non lo so, Foxy, capito? Tu ogni giorno combini guai. Una volta il panino, una volta giochi per 20 ore a Fortnite e a me non mi ci fai giocare. Per quanto deve durare questa storia? Crazy, ti giuro che se mi liberi farò tutto quello che dici tu per 24 ore. Solo per 24? No, per tutta la vita. Va bene, Foxy, va bene. Mi sa che ho perso le chiavi per questo trambusto. Come hai perso le chiavi? Come fai a liberarmi di qui? Ecco qua. Come hai fatto senza chiavi? Non ti preoccupare, Foxy, trucchi del mestiere. Ora che sono libero non lo metterò più la promessa. Ciao.
dei Porsche!